adesso come Fiera di Garia, però soprattutto è il presidio che si sposta qui sostanzialmente oggi per fare un punto sulla questione quale città, quale comune vogliamo, quale futuro, insomma il senso del presidio era solo non aspettiamo le dimissioni perché tanto noi era un po' la scusa per dire siamo qua col fiato sul collo, ma soprattutto cosa vogliamo noi, e perciò questo è il tema. Abbiamo scritto una serie di persone che cominciano, abbiamo detto massimo 8 minuti a testa tutti all'inizio e massimo 5 chi si aggiunge, vuol dire che in 2 ore possiamo parlare tutti quasi senza problemi. Io comincio al volo e cioè riprendo quello che è stato in parte illustrato nella prima riunione, prima dei presidi, che è stata fatta a Sant'Erasmo. Sant'Erasmo ci avevano chiamato, il comitato contro l'antenna e che poi è contro anche il fotovoltaico sull'agricoltura. Abbiamo fatto un bel incontro, c'erano alcuni di noi che siamo qua e mi era stato detto ma perché non si fa una sintesi, l'ho fatto un po' e ho detto che città vogliamo, una città più verde, più sicura, più sana, con servizi accessibili, più accogliente, più bella, cioè tutto ciò che è di positivo, non solo ciò che è di negativo. Più verde per me è il primo punto, da ambientalista secolare ormai, ma non è il primo punto per tutti, per me però lo è, insomma, per altri il primo punto è più democratico, per altri il primo punto è più salutare, insomma, si tratta di far convergere queste cose e qui c'è la lista, insomma, per esempio più verde vuol dire non fare appunto quel fotovoltaico sbagliato per cui abbiamo fatto una manifestazione anche a Casolaro, perché il fotovoltaico va sopra i tetti, va sopra i parcheggi, va sopra le fabbriche, come per esempio a Padova, tutto il centro intermodale di Padova è tutto quanto sopra ci sono i pannelli fotovoltaici, li abbiamo fotografati, l'ho messo anche in un libro che si chiama Si può fare e i padovani non lo sanno, ma così si fa il fotovoltaico. E lo stesso per il verde sono importanti le questioni del Marzenego, le abbiamo già segnalate con la mostra, ma se ne parlerà ancora, il verde del Castelvecchio e la questione dello stadio. Lo stadio, io domenica scorsa per mia fortuna sono andato a vedere Venezia che finalmente l'ha vinto e lo stadio c'è e lì va benissimo, vedete che spulso che c'è, uno spettacolo straordinario. La curva sud dei veneziani era una cosa meravigliosa. 14.000 posti, c'è lo stadio perché devi portare via verde a destra. Questo è il verde negativo ma anche il verde positivo, quindi allargare San Giuliano, allargare Vissola, allargare tutto il bosco di Mestre e non farselo invece mangiare come succede in Via del Tì. Una città più sicura è il problema più difficile perché quando si dice sicura, polizia, carabinieri, eccetera, ma sicura vuol dire tante cose, vuol dire che la gente non deve morire come in questi giorni 2 addirittura in bicicletta, insomma, vuol dire che deve poter passare in bicicletta 2 sono morti, perciò più sicura vuol dire anche questo, vuol dire a piedi, vuol dire i bambini, vuol dire soprattutto la cosa che l'altro giorno eravamo davanti di Via Tasso, ci hanno chiesto un tenere, ma voi cosa proponete? Una Mestre comunità, cioè una città che sia una comunità, perché se c'è una comunità la sicurezza salta fuori, se non c'è la comunità c'è solo la volante che passa, deroghi alla volante che non vede niente perché arriva dopo che l'hanno ammazzato e quindi il discorso del sociale, della solidarietà, questa cosa è difficilissima ma dobbiamo portarla avanti, è delegata alla democrazia. Se non c'è il modo nei quartieri di avere sedi, avere posti dove la gente si conosce, dove si fanno dibattiti, dove si fanno proposte, evidentemente una città non è sicura, diventa una città fantasma. Ieri appunto si parlava del non luogo, non so chi ha visto quella trasmissione che l'ha detto chiaramente. Vado in Inghilterra e uno mi dice se di Mestre ha quel non luogo, perché non luogo? Perché la gente evidentemente non riesce a fare città, ma ognuno per sé, ed è anche sono le amministrazioni che questa cosa qua le facilitano, no? Tutti quanti. Tiratevi fuori le sedie dall'asse nostra, qualcuno aiuta Mario. E il discorso perciò della sicurezza è un discorso fondamentale legato a quello della democrazia.
Poi ci sta la questione della sicurezza invece in negativo, ed è la questione della smart control. Questo è un tema che non è molto conosciuto, che è stato affrontato in questi mesi dal comitato Collega, il comitato col quale, perché c'è stata tutta una serie di presidi davanti alla stazione, l'ultimo l'abbiamo fatto il 21 scorso, ma la smart control room mai discussa in Consiglio Comunale, mai decisa da nessuno, e soprattutto quelli che non danno i dati, no? C'è Martini che chiede da mesi i dati di questa smart, che non danno i dati, è invece attivissima nel controllare tutti noi attraverso le telecamere a riconoscimento facciale, attraverso i telefonini, attraverso tutto quello che e poi con i dati che si è obbligato a fare con il ticket. Attenzione, perché il ticket vogliono farlo per tutto l'anno. Questo è un tema assolutamente urgente. Io metto questi esempi perché non si può dire solo più verde, più sicura, più democratica senza dire che cosa sta succedendo, altrimenti diventi un prete che fa una predica, ma no. Poi c'è la questione appunto della città come città dei servizi accessibili, quindi i negozi soprattutto. Sappiamo benissimo che Mestre è la città d'Italia con più supermercati e ipermercati, in base agli abitanti, con più di tutti, la seconda è Genova. Poi ci siamo sulla questione dell'accoglienza, e quindi è vero il discorso che bisogna stare attenti eccetera, però ci deve essere un'accoglienza per i giovani scappano, e quindi ci vuole la questione della casa, la questione del lavoro, che sono i due temi che normalmente porta avanti tra virgolette la sinistra, ma che non sono assolutamente portati avanti a Venezia, né casa né lavoro, zero casa e zero lavoro, tutto solo monocultura turistica. Lavoro di tutti i tipi, che non sia solo legato alla monocultura, sulle arti, sulle tecnologie, sulla cultura e su tutto quello che può essere una città che a livello mondiale dice mi piacerebbe abitare a Venezia, però questa cosa non funziona se non per chi ha il dollaro per comprare la casa o per affittare la casa a cifre impossibili. E finisco la città più bella, che era il termine di Gaetano Giorzetto. La città più bella vuol dire una città che comunque al di là di tutto diventa anche un'opera d'arte. Pensiamo ai padiglioni che addirittura vogliono distruggere uno dei 3 padiglioni del Parco Primo, pensiamo alle questioni del giardino delle mura che dovevano fare in cambio del Parco di Pio X, che hanno distrutto per fare quella porcheria, quel buco. È morto l'architetto, ma il buco è rimasto. E il giardino delle mura non se ne parla più, ma era un piano del comune, però basta, i privati possono fare che cazzo che vogliono. Marinesi, questo, uno dei futuri sindaci di Venezia, Marinesi, uno dei probabili o possibili sindaci del centro-destra. Questo è un esempio di una città più bella, cioè fai una cosa, almeno ripara. Poi dicevano che l'ex Parco Ponci doveva tornare tutto il giardino, poi cavolo hanno fatto un quadrato incredibile con l'architetto, non capisco perché, che ha fatto quelle cose dove ci si stende a dormire invece che sederci. Cioè, non so se avete mai visto il Parco Ponci, una cosa, non ci va nessuno lì, ci vanno solo quelli che devono dormire, appunto, poi crei una situazione. Io ho finito per dire, noi dobbiamo fare uno sforzo per capire quali sono le cose, e qualcuno dice si sa già, sono quelle per cui stiamo lottando. Sì, però bisogna dargli una connotazione più forte, una connotazione per dire se vai al governo tu, che cosa farai? La butti via la smart control room, butti via il ticket, butti via il fotovoltaico, cosa fai in cambio, cosa fai per. Questa cosa qua è un meccanismo che si fa poco, in questi incontri forse c'eravate ieri sia Sara che Andrea, penso per l'incontro, o non tu non eri neanche invitato forse? No, ero invitato, anche materiale. Comunque c'era la Sara che insomma ci racconta, c'è. Lui è intervenuto con un video perché non poteva dire. Perché è troppo importante. C'era una cosa in punta della salute che hanno fatto quei grandi navi chiamati per dell'opposizione, non i comitati, esclusi proprio i comitati, solo quelli che sono i consigli comunali. Magari Sara appena poi ci fai anche un attimo di resoconto di che idee ci sono in quel mondo. Voi vedete che qui c'è una segna, ha detto che non vuole venire, ha inventato delle scuse, pazienza. Monica Coini. Sì. Sono stato un minuto. Sì.
Hai concentrato soprattutto i ragionamenti in poco tempo, non è facile. Io oggi volevo condividere l'esperienza come comitato ex Umberto I, però l'esperienza dei comitati, perché tra l'altro sono anche in altri comitati della città, tipo il comitato no inceneritore, che è una battaglia importantissima, e anche il comitato no grandi navi, che riguarda appunto l'equilibrio della laguna. E quindi la politica vista dal basso, dai movimenti, diciamo, da chi fa delle lotte che non sono politicissime, sono politicissime perché è politica, però non è direttamente collegata a una formazione politica, anche se ovviamente il panorama politico viene visto dal basso. Ecco, io tra l'altro, oltre a essere cittadina, ho anche le mie idee politiche che cerco magari di mettere da parte quando invece si focalizza su determinate cose. Allora, io volevo partire solo da un fatto che ritengo gravissimo per questa città e che è emblematico, no? Che parte proprio dall'esperienza degli ultimi fatti dell'Umberto I, l'approvazione della delibera del piano di recupero a iniziativa pubblica sull'area dell'ex Umberto I, perché penso che al di là del fatto che abbiamo fatto le nostre osservazioni, che diciamo perché non ci piace, che cosa vorremmo cambiare, eccetera, e questo sarà un discorso che svilupperemo, la sua approvazione e anche il modo con cui si è formato questo piano sono emblematici dell'assenza totale di democrazia nella nostra città e anche del fatto che il potere viene gestito ormai automaticamente, senza neanche più nessun filtro, diciamo, di scusa, dai poteri economici direttamente. Perché questo progetto è stato creato in silenzio con la parte privata esclusivamente per circa un anno e mezzo nelle segrete stanze. Gli uffici comunali erano a disposizione del privato, quindi gli uffici comunali e lo studio di architettura hanno lavorato insieme, quindi hanno avuto a disposizione addirittura la macchina pubblica in un certo modo, senza che i cittadini non sapessero. Dopodiché la legge purtroppo, perfino per loro, impone delle procedure, perché esistono le procedure. Il piano va approvato, poi ci sono le osservazioni, le controdeduzioni alle osservazioni e un dibattito pubblico. Allora, la prima approvazione è stata concentrata in 10 giorni estivi consecutivi, senza nessun, buco in mezzo, per cui abbiamo fatto anche fatica a seguire e a presenziare a tutte le sedute dei consigli di municipalità, eccetera. I consiglieri di maggioranza, a parte qualcuno in municipalità che ha detto qualche cosa di circostanza, hanno votato senza sapere che cosa votavano. L'ha ammesso perfino una consigliera comunale di maggioranza, la Bea, dicendo ci hanno mandato le carte che sono voluminose, ve lo assicuro, perché non era facile, quasi il giorno prima della votazione, hanno alzato la mano e non hanno neanche detto perché erano d'accordo, per dire, no? E quindi, tra l'altro, questa votazione si è avuta il secondo giorno in cui si è saputo della inchiesta Palude, che ha coinvolto sia i tecnici del comune che un assessore in carcere e l'indagine di Brugnaro, che fa finta di non c'entrare nulla, e siccome è indagato e non è stato messo in carcere, questa secondo lui è una dimostrazione di innocenza. Allora, io non voglio fare un ragionamento da magistrati perché non è questo quello che ci spetta. Però la gravità delle accuse e anche quello che è successo avrebbe consigliato un po' di prudenza da parte di questa amministrazione. Tra l'altro quel giorno c'erano altri 4 punti all'ordine del giorno. I consiglieri di minoranza sono usciti per protesta, quindi la sola maggioranza ha votato questi 4 punti all'ordine del giorno, alzando la mano a tempo di record, e questa dovrebbe essere
la democrazia, diciamo. Tra l'altro tutti i nostri interventi, compreso l'ultimo in Consiglio Comunale, sono stati mal tollerati, nel senso che ci zittivano perché non superavamo quei 4 minuti, 5 minuti che avevamo a disposizione, e questa situazione io credo che sia solo emblematica dalla tragicità della democrazia nel nostro comune, che come sappiamo non ha una istituzione di riferimento perché le municipalità sono praticamente assenti. Aggiungiamo il fatto che il parere obbligatorio della municipalità è arrivato ben 3 giorni dopo l'approvazione della delibera, per dire, proprio come formalità, pura formalità. Tra l'altro il presidente della municipalità disse: siamo qui per approvare, cioè ha detto siamo qui per approvare, non ha detto per discutere, siamo qui per approvare. E perciò non voleva accettare i miei emendamenti. Non li voleva accettare proprio, non poteva presentarli. Ecco, io mi soffermo su questo anche perché comunque tutto il resto viene da sé. Allora, dal punto di vista ambientale, noi adesso abbiamo fatto una 3 giorni con Storia Mestre sul Marzenego, su Giorgio Sarto, su un'idea di città completamente diversa, che non è quella del cemento, però purtroppo dobbiamo renderci conto che la politica viene la situazione che abbiamo viene da lì, perché il partito del cemento, il partito degli affari è un partito molto solido e molto trasversale, lo diciamo perché anche l'opposizione, io sinceramente ho cercato di fare opposizione anche se non ero in consiglio comunale e molti altri hanno cercato di farla, non solo io, non voglio dire, ci sono un sacco di cittadini e di realtà che ricordo il consiglio di municipalità di Marghera dell'altro giorno in cui abbiamo discusso del livello di benzene a Malcontenta, c'era anche Martini e abbiamo visto la caparbietà con cui loro continuano ad andare avanti in maniera imperterrita, ma i cittadini ci provano. L'opposizione politica in senso stretto è all'altezza di questa situazione? Secondo me no, lo dico francamente, ma non per problemi personali, questioni personali, non è all'altezza della situazione, perché non c'è una incisività e soprattutto non c'è un vero contatto con le realtà cittadine, nel senso che i cittadini vengono visti, diciamo, come sostegno, ma non c'è un vero dialogo. Per esempio, se io sono un'opposizione e sto costruendo un'alternativa a Brugnaro, devo dire che cosa voglio fare. Ecco, queste cose non vengono sufficientemente discusse, o meglio, vengono discusse a titolo personale, perché magari si conosce il consigliere, io conosco la Sara, per esempio, facciamo 2 chiacchiere mattini, ma questo non è il modo di presentare ai cittadini un'alternativa. L'alternativa è discutere di quello che si vuole. Ci sono state delle idee sbagliate, faccio per esempio il PAT, faccio per dire, no? Il quadrante di Tessera, dove Brugnaro si pregia di dire che lui farà meno volumetrie di quello che è stato approvato. Gli errori li facciamo tutti, ma ditelo, va ancora bene questa cosa o non va più bene? Cioè io salto un po' tutto quello che ha detto Michele, perché da cittadina mi aspetto di più, sinceramente. Se è stato sbagliato qualcosa lo si dica, e si dica che cosa si vuole fare di diverso. Invece si propone un tutto compreso, con interessi annessi e connessi anche dal punto di vista trasversale, come dicevamo prima, il partito del cemento, il partito degli affari, che ha qualche addentellato anche nell'opposizione. Per carità, queste sono cose che succedono in tutte le città, ma si può cambiare direzione anche da parte degli stessi protagonisti, ma ci deve essere un dialogo vero con i cittadini. Io mi aspetto che nella prossima campagna elettorale, e qui chiudo, ci sia una risposta su che cosa si vuole fare all'Umberto I, del Marzenego, della tangenziale, di tutte le cose che stiamo aspettando, di Venezia, della laguna, della residenzialità, delle case popolari, del lavoro, come diceva Michele. Abbiamo una delle più grandi aree industriali d'Europa, che deve essere riconvertita ovviamente, non deve essere il modello di prima.
usiamola, facciamola, investiamo, creiamo lavoro, perché il lavoro e la questione sociale io la collego direttamente per esempio alla sicurezza. Non c'è sicurezza se non c'è un'economia di sostegno. Grazie Monica, scusate, bisogna... Franco Rigosi. Sì, grazie dell'invito. Io parto un po' da lontano, dal sovralocale, perché faccio un appello a tutte le associazioni e ai singoli che sono qua, perché a livello nazionale sta passando una legge per cui noi combattiamo per la pace, per la cittadinanza degli immigrati. Sta passando una legge, la 1660, che taglia il dissenso e criminalizza il dissenso, per cui chi occupa una strada, che fa una manifestazione, in galera. E questo è il metodo fascista di questo governo, che sta usando questo modo di reprimere le cose, polizia, di usare la polizia per tutto. Per esempio 5 in condotto in classe per bastonare i bambini, i medici che vengono bastonati, non danno più medici ai servizi, mandano in galera chi bastona, chi si arrabbia con i medici. È tutta la filosofia che è repressiva invece che preventiva. Però resta per lato lei. Però forse resta per lato, no? Sì. Che vuoi fare la manifestazione per la caccia. Invece noi dovremmo fare tutto il contrario, cioè fare prevenzione e non repressione. Quindi questa legge che sta passando dobbiamo fare iniziative. C'è stata una piccola iniziativa mercoledì lanciata là, ma io non sono riuscito ad andare, ma dobbiamo fare di tutto, raccolte firme, qualcosa, perché se passa quella l'opposizione e il dissenso viene criminalizzato. Tornando a Mestre, non parlo della cementificazione continua di cui parla già qualcun altro, né della situazione sociale che viviamo nei nostri condomini. Cioè a Mestre sono arrivate due cose pesantissime: un'immigrazione pesante che nel nostro quartiere è ormai 40-45%, per cui ci sono queste comunità che non vengono inserite nella città, per cui restano gruppi di cingalesi, gruppi di cinesi. E l'altro grosso problema è il discorso dell'overturismo, nel senso che nei nostri condomini ci sono bed and breakfast perfino a Mestre, dappertutto, e spaccano il tessuto sociale. Vedo nelle nostre zone appunto che non c'è più i cittadini che si parlano, la solidarietà, perché ci sono un sacco di bengalesi, un sacco di bed and breakfast, non c'è più la gente che scappa via, quella gente che scappa via, per cui crolla il tessuto sociale, crolla la solidarietà. E questo mancanza di sicurezza sociale che ne consegue dopo, per cui si arriva a non controllo del territorio, che non va militarizzato come vuol fare il sindaco, più polizia, più carabinieri. Non è quella la soluzione, come diremo oggi pomeriggio nella manifestazione. Io mi focalizzo sul mio tema, perché vedo che Michele è un po' dimenticato. L'aria buona, cioè che ci sia a Mestre aria buona, più salute per tutti. L'ho scritto ma non l'ho letto. Perché l'altra sera a Marghera c'era quel discorso sul benzene, ma usciva fortissimo che nella nostra città abbiamo 3 cancerogeni di prima classe secondo l'IAR, che è l'Istituto per i tumori, le polveri sottili cancerogeni di prima classe come l'amianto, come il CVM, il benzene e le benzoapirene, e questi due sono fuori limite già da un pezzo. Il benzene è lì, però i limiti li stanno abbassando, il 26 abbasseranno, l'Europa abbassa tutti i limiti, perché sono già troppo alti per la salute dei cittadini. Quindi noi siamo già fuori limite, grazie. Rispetto all'attuale saremo molto fuori limite rispetto a quello che sta venendo avanti. Ma questo incide sulla salute, non a caso il rapporto Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità dice che a Venezia abbiamo il 20% di tumori in più rispetto alla media regionale, e sono correlati con l'ambiente, quello che respiriamo soprattutto. Quindi una battaglia grossissima fatta sulla tutela dell'aria. Come si fa? Per esempio combattendo contro il raddoppio dell'aeroporto, che porta aerei, contro le grandi navi che arrivano e vogliono portare a Marghera invece che fuori dalla laguna. Cioè portare a Marghera vuol dire inquinare ancora di più l'aria che c'è adesso, è già pesante. Lottare contro lo stadio, il raddoppio del capo ferroviario, tutte queste cose che peggiorano la situazione ambientale, tolgono alberi, e poi portare verso una soluzione il problema di Marghera, perché ovviamente portare un altro inceneritore Veritas, un altro mega inceneritore non è che migliori l'aria, peggiora. Quindi stiamo dando un senso esattamente opposto a quello che dovrebbe essere.
E il comune, guarda caso, è favorevole sia alla Veritas sia all'Eni Rewind a 190.000 tonnellate all'anno. A Marghera poi c'è la nuova centrale dell'Enel, il metano, hanno chiuso quella a carbone pochi mesi fa, ma stanno già finendo quella a metano che era 800 megawatt, cioè quasi uguale a quella di prima, farà meno polveri ma più ossidi di azoto, quindi non è che però la fanno sempre qua a Marghera. E potenziano le centrali sempre Edison, che sono sempre a metano, quindi inquinamento ancora peggiore. A Marghera hanno costruito, già realizzato da poco, il grande centro per il calcestruzzo per tutto il nord Italia. C'è 500.000 tonnellate all'anno di calcestruzzo che genera un sacco di polveri in Punta Fusina, dove arrivano le navi con materie prime e partono i camion per tutta Italia. E poi cosa fanno? Mi pare che a Marghera non stanno pensando altro, è che invece di bonificare stanno pensando a lasciare l'alterino. Proprio c'è stato un convegno ieri all'università in cui hanno focalizzato sulle bonifiche in corso. È interessante sapere che hanno a Marghera bonificato, messo in sicurezza, cioè fatto il sarcofago, su 300 ettari del totale, ce ne sono ancora 1000 che non sono stati toccati. Noi da tanto che diciamo su questi ettari, almeno Eni, che ne ha 100 che ha cercato di vendere al comune, alla regione e non c'è riuscito, mettiamo i pannelli fotovoltaici, invece di metterli a Cassolano, pannelli fotovoltaici vanno messi su queste aree che non sono più utilizzate, che nessuno le bonificherà mai perché costa troppo. E lì si può fare con i pannelli elettricità per fare idrogeno, quindi Marghera potrebbe essere un centro per l'idrogeno. E da lì avere un'acqua per l'idrogeno invece che per altre cose tipo mezzo minuto. Per finire, ecco, con Luca Fatambrini ha visto che c'è una legge sui siti orfani con fondi europei per bonificare quelli che finiscono in enti pubblici che nessuno vuole più. Lo stiamo approfondendo per vedere se si può fare qualcosa, qualche denuncia. Poi ecco, a Marghera sta arrivando un'altra industria di quelle che non vogliamo, l'assemblaggio di centrali nucleari, mini centrali alla CIMIC, perché il futuro del nucleare cui stanno puntando in tutta Italia e in tutta Europa sono le mini centrali, cioè quelle che mettono anche sui sommergibili nucleari e che vogliono mettere ogni quartiere con la sua piccola centralina che è un container praticamente, e questi li vogliono fare a Marghera portando in tutto il territorio tutto quello che c'è di nucleare e di scorie e di pericolo. Direi che da lottare c'è molto. Ci hai portato un sacco di buone notizie. E penso che prima di tutto bisogna cambiare la giunta e il governo di questa città, se vogliamo cambiare. Piero Francesco. No, cercherò di focalizzare sulle sensibilità che ho, le conoscenze che sono molto limitate. E in ordine a 3 o 4 temi volevo esprimere alcune mie opinioni. La problematica della condivisione, della solidarietà, del creare ambiente, di creare clima. Ecco, quello che viviamo ad esempio con l'associazione della questione dell'insegnamento ai ragazzini extracomunitari o alle donne per quanto riguarda la lingua italiana deve essere un tema che è un tema non può essere delegato alle singole associazioni, ai singoli gruppi che sembrano volontari, deve essere un tema che deve avere una regia comunale, perlomeno comunale, e deve essere una cosa che quindi deve assumere modalità completamente diverse da quelle che sono in piedi ora. E in ordine alla gestione come quantità di risorse da mettere a disposizione e come anche gestione proprio dal punto di vista strutturale di come spazi da dedicare, interventi nelle scuole, fuori dalle scuole, un'operazione che deve essere il contrario di quella che si sta facendo ora in comune, che se ne frega altamente di come strutturare un'iniziativa di questo peso. Questo è uno dei temi che porta alla vostra osservazione, perché è uno di quelli che viviamo immediatamente. Altre cose che mi interessano particolarmente sono legate ai trasporti. Io ho vissuto una vita nel settore dei trasporti
e qua stanno iniziando a mettere mano, a mio avviso, all'azienda dei trasporti. Ma lo stanno facendo in misura pesante e lo fanno in abbinata ad una situazione che si sta creando nella Gronda, che è la realizzazione di quei terminal anomali, che significa aggressione al bene pubblico e a quanto c'è in Gronda lagunare, che significa una serie di approdi da Montiron a San Giuliano a Fusina e a quant'altro, situazioni che determinano un peggioramento dal punto di vista ambientale, ma soprattutto una modalità di azione in direzione del trasporto pubblico che crea le condizioni perché il privato, che già c'è nei terminal di piccole dimensioni, crea le condizioni per acquisire una fetta importante del trasporto, quello ricco, quello turistico, e determina automaticamente, senza dubbio, ad un decadimento della qualità e della potenzialità della CTV in termini economici, e quindi a un degrado del servizio di trasporto pubblico, sul quale invece dovremmo puntare affinché le risorse maggiori che ci sono e che spesso vengono travagliate per altri scopi all'interno dei settori dell'amministrazione debbano essere travasati appunto sul trasporto. Dentro questa questione qua io ho qualche tema, per esempio, che è legato alle ipotesi di lavoro sulle quali avevo in qualche modo partecipato anch'io in altri momenti, e che sono quelle legate ai terminal, perché i terminal ci servono, e servono per alleggerire Piazzale Roma, servono per confermare il ruolo primario del trasporto pubblico. Uno di questi è quello dei pili. Quindi qua la battaglia, lo dico in maniera molto esplicita, che molto spesso si fa sui pili perché sono di proprietà di. A me la proprietà di chi è? Non me ne frega talmente nulla. Quello era un elemento strategico che doveva essere determinante per la riduzione dei flussi in Piazzale Roma, che non avviene, e che in alternativa avviene in assenza appunto di una risposta di quel tipo, con piccoli approdi lungo la Gronda, che quindi, se non realizziamo questo, facciamo un favore agli altri. È un'operazione che a mio avviso invece deve essere sostenuta, a prescindere da chi è proprietà, perché si discute se sta rubando o non rubando, se vuole che la bonifica gliela faccia lo Stato, che non gliela deve fare, o la debba fare il proprietario dell'area. Però dal punto di vista strategico la questione del tram che si ferma in quella zona, che trasporta, crea condizioni per alleggerire anche il carico sul Ponte della Libertà e concedere possibilmente una corsia preferenziale ai mezzi pubblici, che oggi non può essere data perché non c'è un trattenimento del flusso turistico a monte, e quindi il ponte è intasato. Ultimissima osservazione che volevo fare per condividere quanto diceva adesso Rigoni. Fuori di qui questo consesso è conosciuto perché i canali non devono essere scavati. Quello che sta dicendo adesso, che dicevi tu prima, e quindi un'osservazione profonda sulle possibilità di mettere mano alla zona industriale. Tra le altre cose sono milioni che stanno arrivando, la ZLS è una cosa che si sta già costruendo, con proposte alternative alla questione dei pannelli fotovoltaici. Deve essere uno dei temi che viene portato avanti per far capire che l'ipotesi di lavoro sulla zona ce l'ha anche chi ha un rispetto e una volontà di controllo sulla laguna, che non è esclusivamente la questione dei fondali, il blocco delle attività portuali, come l'impressione e la vulgata offre nei confronti di chi fa azione come quelle che descrivi tu sulla salute, sul bene, sul verde e sul città da migliorare. Teniamo conto che un lavoro importante e la possibilità di migliorare le condizioni in cui vive ora il porto porta anche qualità di lavoro che
che è di livello superiore a quella che viene offerta dal turismo, che è una qualità di lavoro molto bassa, con meccanismi di lavoro nero e altro che dobbiamo combattere. Perché sono retribuzioni più elevate, di qualità e di livello culturale e professionale più alto, e questo crea un riflesso anche all'interno del tessuto sociale, perché oggi il tessuto sociale soffre anche del fatto che c'è molto meno ricchezza che si muove in città, per cui i negozi che chiudono perché abbiamo questi maledetti che continuano con l'ideologia di Brugnaro di regalare pezzi di verde a chi viene con un pacchetto di milioni, ma chiudono anche perché c'è poca ricchezza che gira in città. Grazie Piero. Bravissimi, tutti stanno dentro i termini, così parliamo tutti. E Laura Latini. Salve, ciao a tutti. Allora, io volevo parlare un pochino della situazione presente, cioè dei presidi, perché c'era da fare un punto, diciamo, sui presidi e sulla situazione in cui noi ci troviamo. I presidi sono nati il sabato, il giorno immediatamente dopo, quando c'è stato il famoso consiglio comunale con le dichiarazioni di Brugnaro, e sono nati appunto allo scopo anche di tener viva l'attenzione sul nostro comune e di battere, come si dice, il ferro finché è caldo, perché la situazione è veramente diciamo esplosiva, anche se adesso più tempo passa e più le cose si stanno normalizzando. Infatti, se voi notate, Brugnaro è ritornato a farsi vedere, a dire che solo lui ha ragione e tutto il resto del mondo ha torto, perché è uno di quei tipi così, solo lui vede le cose giuste, gli altri no, tutto il resto del mondo sbaglia. E comunque, a parte questo, noi ci troviamo in una situazione particolare. Ora, adesso, o la giustizia non si sa, perché tutto non si sa niente, farà il suo corso e può darsi che ci riservi anche qualche novità improvvisa, come è stata improvvisa la novità del 16 luglio, no? Però ugualmente noi ci stiamo avviando, sono 9 anni in cui c'è Brugnaro, ci stiamo avviando a una nuova tornata elettorale. Allora io dico, a questa tornata elettorale dobbiamo essere, a quello che può succedere anche nel nostro comune, dobbiamo essere pronti. Quello che io ho visto sono 9 anni in cui l'opposizione, a parte i consiglieri di opposizione che sono veramente encomiabili perché hanno sopportato di tutto e di più in quei consigli comunali, a parte questo l'opposizione vera l'hanno fatta i comitati e le associazioni. Tanto è vero, qua abbiamo sentito tantissime cose interessanti, tutte cose importanti e anche ulteriormente da approfondire. E secondo me il problema non è, e abbiamo visto comitati che sono sorti non solo, attenzione, a Venezia, a Mestre, a Bardera, sono sorti dappertutto nel nostro comune, a Lido, a Sant'Erasmo, a Malcontenta, a Zelarino, Cipressina, Cassolaro, eccetera. Quindi vuol dire che tutta la complessità del nostro comune è stata interessata a discutere su determinate cose che non andavano bene e a dare delle proposte alternative. Attenzione, non è che non abbiamo sempre detto no, abbiamo detto questo no, ma questo sì, quest'altra cosa sì. E allora diciamo che il programma l'hanno dato i comitati, tanto è vero che Michele ha riunito in un documento ancora proprio a agosto, mi sembra, sì, tutto quanto quello che era emerso in quegli anni dai comitati e appunto anche mettendo insieme sia Mestre, Terraferma che Venezia, le isole, tutto quanto, perché dappertutto sono esplosi i problemi in questi 9 anni e dappertutto si sono cercate di delineare delle soluzioni. Poi c'è stata tutta la città insieme che ha steso un programma diciamo più tecnicamente più ben fatto, ma che riporta sostanzialmente quelle che sono le cose che sono emerse dai comitati.
A questo punto in cui noi ci troviamo, signori, dobbiamo pensare di come andare alla prossima tornata elettorale, perché da lì ci può essere qualche speranza di miglioramento nel nostro comune, perché finché restiamo a protestare, a dire, magari anche un po' isolati, diciamo le cose non cambiano, perché quelli hanno il coltello dalla parte del manico, no? E quindi quello che io dico è che più che di un programma bisognerebbe pensare a un candidato o candidata, attenzione, sì, di pensare a un possibile nome che possa, diciamo, su cui possano confluire il maggior numero di persone che vogliano fare realmente opposizione. Ecco, con questo ho finito. 5 minuti, incredibile. Andrea Martini. Grazie, sono emersi così tanti temi che è difficile rimanere nei tempi, però allora il tema che Franco Rigoti citava prima è fondamentale, cioè il tema della libertà in questo paese, della democrazia in questo paese è fondamentale, quindi anche da qua, anche dal basso, diciamo, deve partire fortissima una protesta visibile. Ieri, che appunto ho partecipato in video all'incontro ieri, così mi sono permesso di lanciare l'idea della marcia su Roma. Era una battuta, ma insomma, se marciassimo su Roma sarebbe proprio il momento giusto a questo, insomma, perché non possiamo pensare che una legge di quel genere, un decreto legge di quel genere passi, perché passa proprio, cioè apriamo la porta al fascismo, insomma, questo è più che evidente. Detto questo, ma tornando ai temi nostri locali, insomma, l'esperienza citata da alcuni del Consiglio Comunale, no? A che punto siamo? Io l'altro giorno ho in commissione sottolineato una situazione anomala. Noi abbiamo fatto a settembre 19 commissioni. 19 commissioni significa, adesso non è che tutto vada in qualche modo rapportato al denaro, però significa più o meno 50.000 euro che sono stati spesi per 19 commissioni, per pagare i commissari, eccetera. Cosa hanno fatto queste commissioni sostanzialmente? Hanno parlato di temi, tematiche, approfondito questioni e altro, ma nessuna con uno scopo deliberante. La commissione è istruttoria perché è il passaggio necessario perché una delibera arrivi in Consiglio. Ecco, di queste 19 commissioni forse una era, o due, quelli sui campi sportivi, erano in qualche modo deliberanti, le altre erano solo così di discussione, anche molto importanti, perché abbiamo fatto una bellissima commissione sul tema demografico e quindi di approfondimento. Però di fatto noi abbiamo passato 19 commissioni senza trovare il varco per arrivare a un consiglio, perché rapportando al periodo dello scorso anno, a settembre abbiamo fatto 2 consigli comunali, quindi delibere. Cosa vuol dire questo? E l'ho detto, e Segara Piana naturalmente, cioè vuol dire che siamo ingessati, che le delibere di urbanistica e le delibere di trasporti e viabilità sono bloccate perché hanno paura, perché logicamente tutto è bloccato. Allora ha senso continuare questo punto. Quindi dovrebbe partire di nuovo una forte richiesta di dimissioni di queste persone, perché non è possibile andare avanti in questo modo, nel senso che proprio l'azione governativa della città non c'è, non esiste. Arrivo un po' anche ai temi toccati, insomma il tema fondamentale, quello relativo anche alla sicurezza, è uno, secondo me, mi piace, uso sempre questa stessa espressione, che è desertificazione sociale, perché è questo il motivo per cui si creano situazioni di gravi conflitti e di problematiche sociali, è la desertificazione sociale che negli anni si è portata avanti. La desertificazione sociale dell'area di Via Piave e dell'area di Corso del Popolo oggi è evidentissima, cioè non c'è chi ci abita ormai se ne sta andando, non c'è attività commerciale perché sono state portate via dagli ipermercati. A Venezia abbiamo questa invasione, ben sapete, e lo soffrite anche a Mestre,
A Venezia gli Airbnb, insomma, o comunque le affittanze turistiche occupano il 30% dello spazio e degli appartamenti. Cioè noi parliamo di ripopolare la città, ma come facciamo a ripopolarla se non c'è spazio per mettere la gente? Cioè, voglio dire, è fondamentale questo tema del ridurre. Non possiamo pensare di dire vabbè, facciamo anche, tanto Brugnaro non va avanti con questo regolamento, ma anche se facciamo un regolamento per il domani non è sufficiente, cioè la soglia di occupazione delle affittanze turistiche è tale per cui la vita in città non c'è più, perché vita vuol dire anche appunto relazioni, vuol dire attività, eccetera eccetera. Quindi è un tema su cui bisogna veramente intervenire anche sul dato di fatto che c'è oggi, sui numeri che abbiamo oggi. Quindi desertificazione sociale e quindi logicamente sicurezza, perché questo è quello a cui assistiamo. Hai ancora un minuto? Ecco. 2 minuti se ti vuoi. Va bene, non 10. Va bene. Come, cioè, è uscito spesso, insomma, mi sembra anche il tema del sia il programma ma anche il come, no? Cioè nel senso, come arriviamo, come facciamo, come fare in modo che questo gruppo, questi gruppi crescano soprattutto anche nella conoscenza delle persone. E quello che insomma noi cerchiamo di portare avanti è proprio l'assemblea pubblica, cioè secondo me, insomma, credo secondo molti, l'idea di arrivare alle persone è fondamentale e l'assemblea pubblica è l'unico strumento che hai per propagandare, non per propagandare, ma per far sapere di che cosa si parla, quali sono gli argomenti e soprattutto per recepire quelle che sono le richieste del territorio. È l'unico strumento perché appunto abbiamo tantissimi contatti con le persone singole, degli amici, parenti, del fratello del conoscente o del conoscente del conoscente, cioè di questo naturalmente i consiglieri hanno costanza, ma il problema è che noi dobbiamo arrivare a parlare con la gente, l'unico strumento è l'assemblea pubblica dove ti poni e tutte le forze politiche dovrebbero porsi al servizio e in ascolto. E per questo, per esempio, l'idea anche mi sembra che anche l'altra sera se ne parlasse, insomma, l'idea per esempio di un'assemblea sulla casa qui a Mestre è fondamentale e l'idea di farla per esempio a fine ottobre sarebbe una buona idea e magari, io pensavo via Sernaglia che c'è la sede, ecco, poi con questo chiudo. Allora, l'idea naturalmente dei pannelli a Marghera è fondamentale, l'idea della, quando parlavamo anche di fuori le navi dalla laguna, non è solo uno slogan, ma è un programma, cioè è un programma di governo della città. Fuori le navi dalla laguna significa tutelare la laguna da tantissime cose, che sono gli scavi che avvelenano l'ambiente, che sono l'inquinamento che portano le navi, che sono il turismo che sta uccidendo Venezia e anche Mestre, perché 1.900.000 persone sono arrivate con le navi a Mestre, a Marghera. Quindi il tema delle grandi navi è un problema grossissimo ed è un problema che incide anche sulla vita quotidiana di tutti noi e sull'ambiente e sulla laguna. E poi mi fermo. Grazie Andrea. Sara Segnalismo. Sì, allora, io mi sono segnata moltissime cose che avete detto. Non ho, se posso, sentito grandi differenze tra quello che è stato riportato ieri nell'assemblea che è stata chiesta, l'incontro che ci è stato chiesto dal Comitato No Grandi Navi, a quello che avete detto oggi, perché i temi sono gli stessi. Cioè avete detto pericolosamente le stesse cose. Non si sa di questo incontro, spiega cos'era. Sì, è stata una serie di incontri che stanno facendo il Comitato Non Grandi Navi, cioè hanno fatto fanno 3 giorni, oggi purtroppo non la faranno per la manifestazione,
per sensibilizzare le persone, cioè sono aperti al pubblico, sono incontri per tutti, e ci hanno chiesto come rappresentanti politici di andare a parlare con loro rispetto ai rapporti che si possono avere tra i movimenti, i comitati e appunto l'appartenenza alla parte politica, niente di più. E quello che è emerso ieri sono le stesse tematiche che state parlando voi. L'inquinamento, c'erano i rappresentanti della lotta contro gli inceneritori e quindi anche certe cose che ha riportato adesso anche Rigosi sono le stesse riportate, e sono comunque tutti temi e tutte lotte che non cominciano da oggi, che sono cominciate già 10 anni fa quando si andava alle elezioni e che è stato proclamato Brugnaro. Cioè non è che sia cambiato molto, perché il quadrante c'era già, perché certi problemi dell'Umberto I c'erano già, cioè non è che sono novità. Gli inceneritori, il problema di Veritas c'era già, la questione dei PFAS che poi è scoppiata in maniera anche molto, molto più profonda. Però la questione dell'inquinamento dell'aria era già presente, tutti questi aspetti, il problema dell'overtourism era già molto presente. Non è che siamo davanti a delle novità o a qualcosa di nuovo, siamo davanti a un continuo degrado di quello che è stata la partenza. Se Brugnaro si era presentato come l'uomo nuovo, l'uomo che doveva risolvere certi problemi, cioè i problemi appunto delle volumetrie, il problema di tessere, il problema dello spopolamento, il problema della sicurezza e tutti quei problemi che ha sbandierato in campagna elettorale, di tutti quei problemi non è risolto assolutamente nessuno, se non addirittura peggiorarne e continuare con una certa logica. Perché più volte, anche come Movimento 5 Stelle, ma anche io personalmente, ho chiesto che si mettesse mano a una revisione del PAT, perché questo è uno dei principali problemi che ci sono quando ci sono gli insediamenti e ci sono i privati che chiedono un cambio nel piano degli investimenti. C'è un piano degli investimenti e da lì si fanno le varianti. Però ci sono delle previsioni di piano e se non si cambiano le previsioni di piano si fa fatica a dire di no a uno che vuole fare qualcosa. E le previsioni di piano questa giunta non le ha volute, questa amministrazione non le ha volute assolutamente cambiare. E questo è un fatto. Come un fatto che per la questione del porto c'è un'inerzia enorme sia sul porto e sia anche sull'ambiente. Perché? Perché il piano morfologico della laguna non si fa, è stato bocciato ben 2 volte e l'amministrazione che dovrebbe essere protagonista all'interno di un'azione di questo genere assolutamente latita, come latita per il piano regolatore portuale, e l'ho ribadito anche in commissione l'ultima volta quando c'era presente anche Di Blasio. Cioè non c'è un piano e all'interno di un territorio dove non ci sono previsioni, dove non ci sono piani, dove non c'è la base, sguazzano tutti. Perché si va alla giungla, ognuno porta un'intenzione, quello che ha più soldi la fa. Anche la questione di pannelli, non ci sono mappature, sicuramente Marghera è la parte più idonea, sicuramente, ma perché non sono state fatte le mappature? Dove ci sono le zone dove poter intervenire con dei pannelli fotovoltaici, perché non sono state fatte? Perché probabilmente ci sono interessi che stanno dietro di investitori dove portano quel tipo di azione dove vogliono loro, dove gli è più comodo, magari dove gli costerà forse anche meno, adesso non lo so, perché anche le bonifiche costano. Il discorso dei pili che dicevi tu prima, però lì è da bonificare. E se va in porto questa questione che il PUMS prevede lì un terminal e il comune lo ignora, se il becca il comune le bonifiche.
Cioè, cosa vuol dire intervenire lì? Vuol dire dover metterci una marea di soldi per bonificare una cosa di questo, un territorio di quel genere. Lo Stato ha già provveduto. Lo doveva fare Brugnaro quando l'ha comprata una pipa di tabacco, non l'ha fatta e sta facendo di tutto, inserendo quel sito nel PUMS, facendosi forza proprio perché c'era un vecchio progetto dove lì poteva esserci un terminal, facendosi forza su quello perché c'era una previsione molto antica, abbastanza antica, di fare lì un terminal, per dire qui ci va un terminal e quindi il comune potrebbe pignorarlo e quindi glielo paghiamo anche 2 volte a questo punto. Ci sono delle situazioni che sono talmente borderline che se non stiamo attenti ci capitano tutte sulla testa. Sul discorso degli inceneritori sapete benissimo le lotte che sono state fatte. Una delle mie prime mozioni, forse la mia prima mozione di questa consigliatura, era proprio il biomonitoraggio sul latte delle mamme, sulle unghie di bambini, proprio per avere una fotografia, perché la richiesta era: non si fanno altri inceneritori, non si fanno altre azioni se non abbiamo una fotografia esatta di com'è la salute delle persone. Questa era la richiesta e è stata un po' edulcorata, è stata votata ed è passata alla Regione. La Regione ovviamente un po' si barcamena, un po' dice sì, ma poi ritarda, un po' dice no. No, tra parentesi, il 3 ottobre alle ore 10 all'M9 viene presentato l'inizio del biomonitoraggio. Speriamo adesso che ci sia, perché anche ieri c'era una rappresentante della Regione all'incontro e anche lei, c'era la Ostanel, e diceva che c'è molta latitanza anche da parte della Regione per cominciare ad essere incisiva su questo campo. Comunque è una bella notizia se comincia questo. A completamento di questo discorso è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità e l'Università di Padova, bypassando la Regione, in collaborazione con la Regione, ma di fatto bypassando la Regione. Adesso il tema ritorna alla Regione, però, che deve però col peso della valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto, il dato che citava Franco Rimusi prima, l'incidenza di tumori 22% più nei maschi, 20% più nelle femmine, 4%. Quindi no, il discorso lì, le lotte lì come avanti, c'erano già dati che con la latitanza, sì, e col boicottaggio del comune. Quando si interviene, Marimenata Voga, dite i nomi perché altrimenti le registrazioni fanno fatica. Poi, quindi per il... Sì, no, ma sarò più breve di 3 minuti perché l'importante è appunto sentire tutti ed è questo l'interessante. Sul coordinamento, tutti dicono che sono tutti d'accordo sul coordinamento, su mettersi d'accordo tutti, però diciamo che purtroppo abbiamo modi di porci molto diversi, anche tra comitati. Anche io non vedo questa voglia, o comunque questa voglia di ognuno fare un piccolo passo indietro per poter essere tutti insieme in maniera comune. Questo è un grosso limite che io vedo non da fuori ma da dentro ormai, perché faccio parte di una parte politica, però vedo molte resistenze da parte di moltissimi comitati, di poter dialogare tra di loro. Probabilmente ci saranno state delle situazioni nel passato che hanno creato delle tensioni, dei problemi. L'importante sarebbe superare questi problemi, perché se non si superano questi problemi difficilmente poi si riesce a fare una cosa comune. Questo posso dire. Sono rappresentati 20 comitati. Sì, ma ce ne sono molti altri anche. Infatti, però ce ne sono anche molti altri, molti movimenti. Ecco, mi taccio così e lascio anche posto. Quelli che erano iscritti sono... Adesso chi vuole parlare? Renzo, vi iscrivete 5 minuti a Renzo. Grazie. Le cose da dire sarebbero moltissime e quindi si fa probabilmente fatica a dirle tutte e a dirle in modo compiuto. Io provo solo a flash alcune cose che mi sono venute ascoltando gli interventi precedenti.
Allora, non c'è dubbio che questa amministrazione non ci rispecchia, non ci riflette e va per quanto possibile sconfitta alle prossime elezioni. Questa è una giunta che ragiona in termini di consiglio di amministrazione, e quando il sindaco arriva e mette al posto suo la colpa che non so della REI o che diavolo sia, la dice già tutta, no? Quindi non è sicuramente questo il modello a cui ci rifacciamo. Sì, e giustamente si diceva in apertura occorre portare oltre ai no che abbiamo nei confronti di questa amministrazione anche i sì, nel senso delle proposte fattive che vogliamo portare e che dovrebbero far parte del compendio della proposta alle prossime consultazioni elettorali. Ecco, rispetto a questo, secondo me però dobbiamo cercare di fare attenzione a non assumere delle posizioni che potrebbero essere intese come un po' schizofreniche. Provo a ragionare per assurdo, ma ragionando per assurdo magari si rendono più evidenti le cose, no? Allora, stiamo dicendo che siamo contro l'overturismo, certamente sì, stiamo dicendo che siamo contro il controllo degli accessi, quindi il controllo personale, certamente sì, però le due cose in qualche modo vanno coniugate, no? Cioè, se io do ampia libertà di accesso al turismo in questo caso, è chiaro che non sono completamente contro l'overturismo. E anche dire io fluidifico, propongo degli interventi per, che ne so io, fluidificare l'accesso a Venezia, in realtà probabilmente vuol dire mantenere il grosso accesso. Adesso io provo a lanciarmi in un esempio che magari sarà trovato scandaloso, ma come una volta la politica dei fiumi era del tipo li devo far correre il più possibile l'acqua per raggiungere la laguna, e oggi invece sappiamo che è vero il contrario, dobbiamo lasciare al fiume il suo spazio perché eventualmente si espanda. Secondo me così dovremmo fare anche con il turismo, cioè perché dare modo che il turismo arrivi direttamente subito a Venezia? Facciamo in modo che questa cosa invece possa trovare degli spazi e dei tempi anche nella terraferma e nelle città contigue a Venezia. Allora, dico questo perché molti dei problemi di cui soffriamo, di cui soffre la città, credo difficile che possano trovare soluzione solo all'interno della città, no? Qui probabilmente ci vuole un ricorso ad un intervento anche legislativo, normativo di livello superiore, regione, Stato, eccetera. E su questo ovviamente noi dobbiamo poter dire la nostra. Però parimenti ci sono delle cose che ognuno di noi, sia singolo, sia comitato, gruppo, sia forza politica che si vuol candidare al governo della città, può pensare di fare per rendere appunto più vivibile questa cosa, no? E quindi stiamo dicendo da tempo il fatto che Brugnaro, sia Brugnaro 1 e 2, abbiano esautorato le municipalità di ogni qualsiasi potere, questa è una cosa che va assolutamente ribaltata. Ma secondo me non dobbiamo fare l'errore di ripetere in piccolo quello che era stato fatto, no? La municipalità è un piccolo consiglio comunale che no, dobbiamo, secondo me, fare in modo che la municipalità diventi il luogo di incontro delle istanze del quartiere, della via, cioè il primo luogo in cui le problematiche del cittadino possono trovare un minimo di ascolto. E quindi se riusciamo a trovare una proposta che dia spazio a queste cose, secondo me questo è anche un modo perché da un lato si possano tentare di risolvere i problemi, dall'altro, e chiudo, è un modo per far sì che le persone, la gente, torni un po' a interessarsi del bene pubblico, perché un'altra delle cose che purtroppo
non possiamo far finta di nasconderci, è che molto spesso ci troviamo sempre tra noi. E invece la questione è: dobbiamo fare in modo che a queste tematiche sociali, perché alla fine è questa la realtà, a queste tematiche si possano interessare più persone di quelle che si interessano oggi, perché è così che si effettivamente riusciranno a far emergere le esigenze vere. Basta, grazie. Grazie. Posso salutare al volo e poi c'è Andrea. No, perché parlavi di overturismo eccetera, no? Ecco, parlavate prima dei numeri che non abbiamo, un numero sicuro che abbiamo sono 56.000. 56.000 sono le presenze di notte dei turisti a Venezia, cioè nel senso, noi siamo a Venezia 48.000, abbiamo 56.000 persone che dormono, cioè nel senso che abbiamo in terraferma calcolate che il 30% in più quest'anno è stato registrato di affittanze turistiche che si stanno installando, quindi il fenomeno appunto è in enorme espansione, e se tu già sei con 56.000 turisti dentro, i 48.000 poveretti se già no? Ecco, ci sono già 100.000 persone che sono già, e quindi tutto quello che arriva dopo appunto è ancora più, quindi è evidente che quel 56.000 non è che li vogliamo mandare fuori, ma è evidente che bisogna ridurre le presenze. Andrea Rigoletto. Sì, niente, allora volevo solo precisare che le cose che dirò, le dirò a titolo personale, come cittadino Andrea Rigoletto, quindi non devono essere assolutamente riportate a nessun'altra formazione di tipo sociale. E volevo solo ripetere quello che ci dicevamo con la Daniela Salmasi, non Giadelesco ma Salmasi, durante la passeggiata, la manifestazione sul fotovoltaico. Cioè, noi sbagliamo se individuiamo il nostro avversario nell'attuale amministrazione. Questo ne sono assolutamente convinto. So che sono cose che alla maggioranza di voi non fanno piacere, ma questa, la città dove ci troviamo a vivere adesso, è una città voluta dalle sinistre, dalle amministrazioni che hanno preceduto la giunta Brugnaro. A Brugnaro gli è stato semplicemente messo la pistola sopra il tavolo e tutti ci indigniamo che lui abbia premuto il grilletto, ma tutto era già scritto. Inutile che vi citi il PAT del 2012 con la visione delirante delle sinistre, della New Town di Tessera e della sua macroscopica volumetria. Ma è la stessa volumetria che sempre le sinistre hanno messo nel cuore di Mestre, nell'area dell'Umberto I, una follia pura, quando si poteva avere l'occasione di cambiare un volto alla città, sempre con la solita favoretta, ma i soldi ce li ha solo i privati. Peccato perché poi quando è arrivata la cascata di soldi del Covid, non sapevamo come spenderli perché la classe politica era impreparata. E allora come li abbiamo spesi? Ma io dico nel modo peggiore di tutti, pensando di spendere 100 milioni per il palazzetto dello sport del sindaco a Tessera con i fondi della rigenerazione urbana poi revocati dalla Commissione europea in person, tant'è che poi il governo ha dovuto metterci un buco. Ma i 170 milioni del grande progetto beni culturali sul centro storico di Venezia, che veramente potevano cambiare il volto alla città, sono stati dati 170 milioni in mano alla Biennale di Venezia, che tu fanne quello che vuoi, perché non eravamo pronti a questo fiume di denaro.
Quindi la favoletta che i fondi pubblici non ci sono. Potrei citare tutte le misure compensative del MOSE, le misure compensative aeroportuali, ma torno per non allungarvi. La visione di città, questa città vuota di funzioni, è una visione che hanno voluto le sinistre. Vi cito, siamo il comune che da solo ha più centri commerciali della regione Liguria, devo ripeterlo. Vale Center, Auchan, Nave de Vero, Panorama e poi il centro direzionale del Terraglio, dove si sono portati fuori uffici, palestre, tutte le funzioni possibili e immaginabili. È stato scelto di svuotare Venezia. Vado avanti sempre brevemente. Sono le sinistre che non hanno detto mai no alle grandi navi e adesso non dicono nulla sulle navi a Marghera, quando sappiamo che l'UNESCO ha detto fuori dalla laguna, non fuori dal canale della Giudecca. Io ricordo il protocollo d'intesa firmato dall'assessore alle attività produttive Alessio Vianello nel 97, Giunta Cacciardi. Forse che adesso quell'Alessio Vianello che ci ritornerà come un cavallo di ritorno, che prevedeva la rinascita di Porto Marghera. Cosa hanno fatto le sinistre? È un progetto troppo grande, poi arrivano i soldi e non ti trovi pronto. L'accordo sciagurato del 2013 sull'Arsenale, che ha creato questo non senso del sine die, su cui poi Brugnaro ha potuto innestare tutti gli accordi che ha fatto con la Biennale. L'Arsenale di Venezia poteva essere un polo dell'artigianato, della nautica, ma non di musei, di volontariato, di artigianato attivo, e anche lì sono stati poste le basi per l'attuale utilizzo totalmente museificato dell'Arsenale. Cito l'ospedale al mare, il Lido, i litorali. Quindi, per chiudere, poi gli esempi, potremmo fare un catalogo della visione delle città che hanno voluto le sinistre. Se vogliamo, e poi se parli con le persone, ma ti dicono, ma dobbiamo votare per il Partito Democratico che ci ha ridotto in queste condizioni. Quindi se vogliamo veramente creare un polo alternativo alle destre, perché le destre, signori miei, si stanno muovendo, mentre le varie elite culturali veneziane, per carità, condivido molte delle idee delle elite culturali veneziane, tipo Venezia cambia, il tavolo di 30 saggi, i migliori, le eccellenze delle città, mentre le elite culturali propongono questo. Fratelli d'Italia, che è quello che cannibalizzerà il partito del sindaco e che sta raccogliendo il disagio sociale, mentre le elite culturali, con un linguaggio che non è più né popolare né popolano, prevede i 30 saggi. Fratelli d'Italia si sta ripassando tutte le sagre, le bocciofile, le associazioni, le parrocchie. Già in questo momento, mentre siamo qui che parliamo, Fratelli d'Italia sta raccogliendo i frutti dello scontento. Non pensiamo che la gente guarderà a sinistra, la gente, se possibile, guarderà ancora più a destra. Per questo dico che un'alternativa imperniata sul Partito Democratico, che ci ha ridotto in queste condizioni, è un'alternativa perdente, ma l'alternativa non possono essere neanche le destre, le estreme destre. Io dico un passo indietro al Partito Democratico, abbia gli attributi per dire non mi candido e ci lasci uno spazio politico per rifondare la città. Chi è iscritto? Michele va bene. Allora, salve, sono Michele Zamarini, faccio parte del comitato Col 4 che da 2 anni ha cercato di fare informazione soprattutto e contrastare il contributo d'accesso e la Smart Control Room. Ma non mi voglio soffermare su quello che abbiamo fatto, su quello che è il problema. Volevo dire che secondo me, riprendendo quello che ha detto Monica, non c'è più la possibilità di affidarsi, secondo me, alle istituzioni.
nel senso che se noi guardiamo quello che è successo non solo a Venezia ma in generale, ovviamente poi riportando l'occhio a Venezia sul piccolo, le istituzioni non hanno mai fatto il nostro bene dei cittadini, e la speranza di avere qualcuno che si renda conto di cosa sta succedendo e sperare che una volta eletto possa andare a fare i nostri interessi non è possibile, soprattutto in una città come Venezia dove gli interessi economici sono sproporzionati e tutti quanti vogliono mettere mano a Venezia per tirarsi su i soldi. Quindi non è pensabile avere nella politica vecchia e di oggi la possibilità di salvarci. Ci sono 20 comitati oggi, ognuno ha portato le proprie problematiche, ce ne sono tantissimi altri fuori. Quello che dobbiamo fare, secondo me, è trovarci per concentrare le forze su un programma dove vengano fatte delle proposte su tutte quelle che sono le problematiche che ci sono, dopodiché poter trovare un sindaco e una giunta che voglia effettivamente fare questa cosa qua e fare con tutte le persone che fanno parte dei vari comitati, iniziare ad andare per strada a fare dei volantinaggi, a fare delle assemblee, iniziare a ricostruire quel contatto e quella parola con la gente per spiegare chi siamo e cosa vogliamo fare. Se aspettiamo che le istituzioni ci vengano a salvare, siamo morti. Esattamente quello che avevo detto. Assolutamente. No, forse non mi sono spiegata bene, ma io ho detto, scusa, l'opposizione l'hanno fatta i comitati. Sono d'accordo. Ma lei ha detto che era Sono d'accordo con lei. No, non ha detto il contrario. No, avevo capito. Che ha detto Monica. Il disagio. Sì, scusate. No, il disagio è venuto fuori da tante persone proprio perché ci sono tantissime cose che non ci vanno giù. È impossibile da farcele mandare giù. Però, ripeto, dobbiamo essere noi in prima persona a trovarci, capire cosa vogliamo fare, come vogliamo farlo e iniziare ad andare a parlare con la gente. Se aspettiamo che lo faccia qualcun altro al posto nostro, siamo fritti. Grazie. Anzi, dirò di più, nelle ultime 3 settimane con Michele ci siamo trovati con un gruppo di persone proprio per cercare di capire come iniziare a fare una roba del genere. Spero che questo possa essere un punto di partenza per aggregarsi, trovarsi e decidere cosa fare. Sì, perché cambiare si può e si deve, credo, capito? Perché siamo una svolta, questo volevo dire. Sì, ma senza i partiti politici. Perché i partiti politici che nel piccolo possono forse fare qualcosa perché sono autonomi, ma se un PD, magari ci sono delle persone brave del PD veneziano che vogliono fare il bene della città e dei cittadini, una volta che va su a governare sicuramente avrà dei diktat che vengono dal Partito Nazionale e non potrà fare sicuramente il bene comune, farà solamente il bene di interessi privati ed economici. Mi dispiace dire questo perché non ho niente contro le persone che rappresentano, ma purtroppo abbiamo 70 anni, 80 anni di democrazia a livello nazionale che dimostrano questo, perché sennò non vivremo la società che stiamo vivendo, che è, scusate, una cacca, per non dire altro, perché non c'è nulla che va bene purtroppo. Chi è che si iscrive? Siamo depressi. Finché si iscrive qualcuno, chi è che ha chiesto? Stavo riflettendo prima che intervenisse Andrea e mi pare di tornare un po' sull'argomento, perché effettivamente è una difficoltà. Carlo Giacomini, è una difficoltà che abbiamo. Non di schieramenti, non di sigle di firme, ma nella gestione reale delle questioni, delle problematiche e dei conflitti. Cioè è vero che di fronte ai grandi temi siamo debolissimi sempre perché c'è questa difficoltà attuale. A me non interessa adesso, condivido l'analisi storica che fai ed è lucida l'individuazione delle responsabilità che ha detto Andrea, però non mi interessa adesso giudicare il passato. Vedo però nel presente la grande sinistra è paralizzata, perché ci sono diverse anime, ci sono i vecchi, i nuovi, ci sono i gerarchici, gli iscritti semplici, per cui sono in difficoltà. E se noi aspettiamo che la forza arrivi adesso da lì, sbagliamo, hai ragione.
Però dobbiamo farlo in un modo, secondo me, lo sforzo di riprogettazione sui contenuti, di riprogrammazione dell'attività nostra, dobbiamo farla in modo da, sul contenuto e non giudicando il soggetto, perché sennò facciamo peggio, perché li consolidiamo ancora di più nella conduzione di vertice, di conservazione delle posizioni del passato, e ci blocchiamo ancora di più, ma cercando nei contenuti di lavorare in autonomia nostra, di fare un'alleanza tra tutti quelli che possono fare sui contenuti, sperando di sbloccarli internamente, perché c'è una grossa tensione interna nelle diverse aree del PD, a quanto ho capito, che si prosegue, sta prolungandosi nel tempo, che non è risolta, e forse noi da fuori la possiamo risolvere, non sperando di avere la firma, ma facendo in modo che nel tempo i contenuti si trovino sempre più in imbarazzo e vengano messe, come dire, alla porta le posizioni, i contenuti ormai compromessi e che ci hanno tutti compromessi, come giustamente dicevi. Quindi va fatta un'operazione tattica, strategica, accorta, di lavoro totalmente alternativo sui contenuti. Se arriverà qualcuno di loro, della base, delle autonomie interne, dei soggetti, delle personalità autonome interne che ci sono, tanto meglio, sperando che questo li metta in imbarazzo e sblocchi, cioè bisogna fare un lavoro di accerchiamento non diretto e non brutale, altrimenti otteniamo un risultato contrario, no? Su tutti i temi che abbiamo sentito, anche di più, per carità, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Non lo so se posso fare un ragionamento di contenuti, provo a balbettare qualcosa sulla cultura, di cui mi sono occupato poco nella mia storia, quindi dico magari le scemenze. Credo che uno spazio enorme di creatività, di inventiva nostra sia proprio nella cultura, dove c'è il deserto totale e dove, se noi grandissimi soggetti che stanno sfruttando il nome da biennale in giù, per storia, insomma, per autorevolezza, tra l'altro in parte anche un cammino anche rispettabile e apprezzabile, ma sono a quel livello altissimo, non c'è una produzione. Io credo che dovremmo sforzarci di vedere qual è lo spazio di crescita e di produzione culturale, intesa anche come attività economica, a cui non si pensa, e che invece ha degli spazi secondo me enormi. Una che era stata individuata anni fa, per esempio, è la marineria. La progettazione, la tecnologia, lo sforzo tecnologico di aggiornamento sulla progettazione e costruzione navale e anche della marineria da diporto, dagli yacht, da Luna Rossa, cosa c'era qua, Marghera, se non sbaglio, l'abbiamo lasciata perdere anche quella, con l'università, con l'architettura che sta cominciando a balbettare qualcosa sulla progettazione navale, come si era detto molti anni fa e non c'era. Quello è uno spazio enorme che non abbiamo da contendere nessuno nell'intero Adriatico e anche nell'intero Nord Italia, no? Perché la metti nel settore cultura questa cosa? Perché è comunque disegno, sforzo, cultura, ricerca, a quel livello lì, non è immediatamente la fabbrica, è dopo la fabbrica, è il centro di ricerca, è il laboratorio, è il laboratorio di disegno e di progettazione, quella è una cosa culturale. Ma secondo me questa cosa è replicabile totalmente, non so se l'ho mai sentita, sul tema del disinquinamento delle bonifiche. Il tema del disinquinamento è visto a Padova come sanità, e non vogliamo toccare la sanità a Padova, ma il tema della sanificazione del territorio e delle persone, delle comunità, è un lavoro su cui abbiamo un patrimonio purtroppo storico enorme sui terreni e sulla nostra salute, e in cui potremmo invece investire per pensare al futuro, perché questo tema ce l'avranno in moltissime parti del mondo, e Venezia può essere un nome che crea addirittura centri di ricerca e sforzo a partire dalle conoscenze che ha. C'era uno stimolo che mi veniva in mente, ho incrociato vedendo cos'era, presa diretta l'altro giorno, no? Un grande ospedale vecchio, storico, urbano, non mi ricordo in che città, svuotato perché c'era un nuovo ospedale,
e lui stessa con la città si è messa a programmare sul settore sanitario di cui era leader, aveva le eccellenze, tutto un centro di ricerca e di studio in cui ci sono degli occupati a decine e fanno cultura praticamente, no? Dov'era? E allora, viva Dio, abbiamo un Veneto totalmente inquinato, nessuno che delle città ci pensa di disinquinarsi, abbiamo l'esperienza di Porto Marghera, caspita, questa roba è enorme, però ci vuole inventiva nell'università, nella città, nella società, nell'imprenditoria privata eccellente che abbiamo anche molte volte, e che però si metta a lavorare qui. Nessuno ha lavorato in questi anni come pubblica amministrazione. Ne dico un altro, io sono stato scandalizzato l'altro giorno che mi ha raccontato una persona che aveva lavorato nel suo tempo, nel sentire che l'intero, se non sbaglio, correggetemi, spero di sbagliarmi, l'intero archivio storico della Biennale è immagazzinato in scatoloni, non so quale capannone di Marghera, ed è un patrimonio unico mondiale con un secolo di cultura della cinematografia, il teatro, l'arte, le arti visive, tutto è lì, ed era a commettere Regina, era visitabile, c'erano decine di persone, era un museo, un laboratorio che è scatolato perso perché era comprato Prada. Chi ha comprato? Non lo so. È visitabile. È visitabile. No, ma la domanda, scusa, non è chi ha comprato, ma chi ha venduto la giusta opzione. No, per esempio il palazzo è occupato da un privato che ci ha fatto non so quale museo privato, però è un enorme laboratorio di produzione di lavoro, di cultura, di soldi, oltre che anche di eccellenza, e in cui non diciamo nulla, ma è scandaloso questa cosa. È evitabile. Mi dico che però forse... Carlo, fermati. Carlo, fermati. Monica, chi è che vuole parlare? Marino, prego. Buongiorno, sono del gruppo Zerarino e dintorni. Io posso solo brevemente... Zerarino e dintorni. Aggiungo solo brevemente una cosa, fra tante criticità eccetera, però condivido un po' quello che ha detto Livis prima, però a far emergere un problema. Le municipalità, dove che secondo me sono le strutture dove che sono importantissime, e là c'è veramente il punto di incontro per i cittadini, non c'è dialogo, non c'è partecipazione non da parte delle amministrazioni, ma da parte dei cittadini. Se questo, purtroppo qua di gioventù, scusatemi, fatemi pensare, insomma, quello che è, c'è la mancanza e la forza di forza giovane che deve andare non a contrastare, ma a mettere delle istanze, porre degli ordini. A me arrivano, penso che non so se Livi si può confermare eccetera, gli ordini del giorno di ogni seduta eccetera non ha a che vedere per niente di tutte le problematiche che stiamo mettendo assieme tra Venezia e Mestre. Non ce n'è una. Solamente è stata fatta, mi sembra, una volta sul discorso della scuola, perché in realtà a settembre si iniziava e questa è una problematica che riguarda un po' tutti, allora riguarda da vicino le mamme eccetera, e basta. Tutte queste problematiche in municipalità non se ne discute. Ci dovrebbe invece, se ci fosse, diciamo, forza giovane, fatemela passare se è possibile, che deve a dare una mano alle opposizioni o comunque quello che ci sono nelle municipalità, perché questo me l'hanno detto anche a Mestre quando ultimamente siamo andati abbiamo fatto queste presidi. Allora, state tranquilli, qua non viene nessuno. Mestre da noi veniamo uguale, può avere la conferma, non c'è nessuno, proprio numeri di conti sulle dita a mano. Allora vuol dire che i problematiche non sono l'amministrazione, ma c'è purtroppo. Scusa, ho due iscritti, volevo solo precisare. Come consigliere di municipalità ho chiesto che ci fosse un giorno alla settimana, un giorno al mese, la possibilità di fare incontri con i cittadini. Me l'hanno vietato perché mi hanno detto: ma vuoi fare politica dentro la municipalità? Io ho messo i nomi e i cognomi dei capogruppo, quello di Fratelli d'Italia e quello di Brugnaro,
solo quella della Lega che è più tranquilla, aveva detto che era d'accordo. Gli altri due hanno messo il veto e quindi assolutamente in municipalità non possono entrare i cittadini. Questo per me, tanto per capirci, questa è la situazione. Allora, perché solo un dato numero 253.000 l'altro giorno in commissione, giusto Sara, Andrea Dori ha detto, Dario Dori ci ha parlato di 230.000 abitanti, 253.000 abitanti nel comune di Venezia. Alla domanda, ma se andiamo sotto i 250.000 le municipalità esistono ancora? La risposta è no, oppure deve esserci la giunta o il comitato che può motivare, perché sotto i 250.000 le municipalità non sono. Tanto per essere, quindi potrebbe anche essere che o fate figli oppure perché più o meno i numeri non è che erano tanto differenti e le stesse domande erano state fatte appunto all'epoca. Sul TUEL c'era scritto che sotto i 250.000, cioè sopra i 250.000 i comuni potevano appunto organizzarsi in municipalità, però quando queste municipalità ci sono, se vai sotto è una decisione poi che spetta al comune se gli conviene tenerle o no, quindi ha la possibilità di tenerle, non è che non ha la possibilità di tenerle. No, io sto dicendo quello che dice la legge, cioè non è che spariscono automaticamente. No, automatico. No, è chiaro che non è che automaticamente spariscono. Marilena Tabocai poi ha chiesto Monica di intervenire. Sarò brevissima, volevo agganciarmi al discorso che aveva fatto Franco Rigosi, a una delle cose che Franco Rigosi aveva sottolineato rispetto al cambiamento del tessuto sociale. Allora io abito quartiere Piave e credo siamo stati uno dei primi quartieri, proprio perché è comodo per chi lavora in Fincantieri ad essere abitato da persone di altre etnie. Il tessuto sociale si è in questi decenni completamente sfilacciato. Grandissimi cambiamenti, negozi che hanno chiuso, quindi possibilità di ritrovo delle persone ridotte al lumicino e isolamento da parte degli italiani da una parte e da parte degli stranieri dall'altra, senza possibilità di contatto. Questa cosa dell'isolamento, si è già detto che il 30% residente in città, adesso io non so se è così, tra l'altro 30% di persone giovani e molto giovani famiglie con bambini che vanno nelle nostre scuole. Quindi questa cosa è da analizzare, no? E da prendere e da farsi carico di come entrare in contatto con queste persone. Allora io ho assistito a una vicenda molto personale, se volete, però emblematica, a una riunione del condominio dove abitavo, in Androne, non ufficiale, tra i condomini, senza l'amministratore, eccetera, in cui era presente una giovane donna cinese residente dentro questo condominio, questo grande condominio. Allora, tutti hanno parlato, hanno detto la loro e nessuno ha chiesto a questa persona, uno, se avesse compreso quello che si stava dicendo, e due, cosa pensava di questa cosa. Allora si è scoperto, molto giovane, parlava italiano perfettamente, aveva capito perfettamente quali erano i problemi e le dinamiche, e quando gli è stato chiesto, io gli ho chiesto, puoi coinvolgere la tua comunità che è piuttosto numerosa, il 10% lì dentro dei residenti, puoi riferire alla tua comunità questa cosa? E lei è stata un po' dubbiosa. Allora la proposta era, se noi facciamo, lei dice ma con la mia comunità io non so come rapportarmi, perché comunicano poco anche tra di loro, parlo dei cinesi, e se noi facciamo un documento scritto che tu puoi stamparlo e puoi darlo ai tuoi, sì, così sì, va bene. Allora queste persone hanno bisogno, secondo me, di interagire con noi, soprattutto i giovani, e noi dobbiamo avere la disponibilità all'apertura. Comunità del Bangladesh, numerosissime le donne dell'arte, alcune invece no, anche qua parlo di donne giovanissime, assolutamente in solitudine, con problemi di depressione postparto pesanti e vivono nell'isolamento,
Però anche qua ci sono persone che hanno voglia di integrarsi e curiosità. Allora, entrare in relazione con queste persone che faranno parte della nostra vita da adesso in avanti, no? Bisogna pensare che se ne tornano al loro paese. È importantissimo, e qua vedo che Martini, Andrea, è ferratissimo sui numeri. Per esempio, capire nei quartieri di Mestre quanti ce ne sono, quanti bimbi sono in età scolare, quanti ragazzi ci sono in numeri. Ma uno dei temi uscito proprio che ho sottoposto alla Besio è c'è una classe, mi dicono, non so se dicono che abbiano chiesto una classe della Giulio Cesare per tutti alunni italiani. Se fosse vero che se la concedessero sarebbe un problema. Ma perché in questo quartiere tantissimi genitori portano i figli o alle scuole private o a Mestre Centro, perché dicono, vista la possibilità dei bambini di apprendere la lingua velocemente, che livello. Anna, vuoi dire qualcosa su questo, tu che hai avuto maestra con classi a maggioranza di bambini immigrati, no? Più o meno. Io mi sono iniziata ad studiare nel 2004, quindi nel 2004 avevamo già una media di 8 bambini stranieri all'Acquerini. Ero andata via dalla Battisti 4 anni prima e la situazione cominciava a diventare insostenibile. Io mi ricordo una decina d'anni fa che ci furono delle persone del Bangladesh che tolsero i figli dalla Battisti perché non potevano inserirsi in un contesto italiano in quanto le classi erano a maggioranza del Bangladesh. Per cui nel quartiere dove vivo io, Corso del Popolo, il tema è che i bambini di quel tempo ormai sono già ragazzini, per cui parlano in dialetto. Dovrebbe esserci già stata l'integrazione, cioè siamo in ritardo di millenni per non parlare dei problemi che poi si vengono a creare all'interno dei condomini, quando ad esempio abbiamo persone del Bangladesh che magari hanno un'attività commerciale e non possono accedere al mutuo, perché il mutuo viene dato solamente quando la persona del Bangladesh ha un contratto come quello della Fincantieri, per cui le persone del Bangladesh magari non hanno i soldi per pagare le spese condominiali, eccetera, eccetera, e questo poi diventa fonte di contrasti con invece la popolazione italiana. Per cui la cosa è complessa per quanto riguarda la scuola, si è in ritardo di secolo. Cosa si dovrebbe fare secondo te rispetto a quello che hai detto? La crisi è una crisi morale, nel senso che la scuola è in crisi anche prima dell'ingresso di questo numero altissimo di etnie differenti. Dovremmo veramente capire che è una ricchezza questa della mescolanza, è una ricchezza che può darci delle prospettive differenti per immaginare anche il nostro mondo. Gestita così come la stiamo gestendo è una follia. Perché basta vedere i cassoni siccome il gruppo di Ghiappiani ha avuto spesso contatti con il gruppo di Ghiappiani ha tentato di avere dei contatti, perché io credo che oggettivamente il problema dell'integrazione o dello scambio tra le diverse comunità, tra la comunità autoctona rispetto alle comunità, siano essi Bangladesh, siano essi cinesi, siano essi dell'Europa dell'Est, eccetera, eccetera, è un problema fondamentale. Però onestamente anche nel tentativo di aprirsi o di trovare dialogo nei confronti di queste comunità non è stato facile, perché sono molto chiuse, nel senso, non ho capito se noi le abbiamo rese chiuse o se sono chiuse oggettivamente perché culturalmente, però non è per nulla semplice. E nonostante la disponibilità e la voglia di avviare dialogo, integrazione, di coinvolgerli. Ci siamo in parte riusciti, anche se molto poco, con l'attivazione di alcuni corsi di italiano nei confronti di persone adulte che erano appena arrivate
e che qualsiasi tipo di istituzione pubblica o semipubblica o semiprivata non aveva minimamente accolto, e che avevano oggettivamente la necessità di conoscere, non dico la lingua italiana, ma almeno 10 parole per poter mangiare. Però è complicato, il problema è un problema che sussiste, non c'è ombra di dubbio, però è un problema complicato sul quale non è facile dire dobbiamo procedere o dobbiamo realizzare integrazione. Insomma, bisogna farla, ma anche studiarla. Questo casino indietro sulla questione della moschea, come si chiama, è una cosa schifosa, insomma. C'è un condominio che fa lotta contro il fatto che un supermercato vuoto da 10 anni venga usato per pregare da persone assolutamente per bene, che non aveva, perché l'etnia bengalese, a parte quell'episodio di quel gruppo di giovani di via Boero, una tanto in 30 anni, non ha mai dato problemi di sicurezza. A vedere a Mestre questo schifo di razzismo mi faceva male e non capivo come si poteva reagire, perché ci vuole uno strumento per reagire. Io sono andato, io e Firmo, quello di Altobelli, sono andato una volta davanti scusa se sono intervenuto, davanti all'ipermercato Spar, quello che c'è sul Cavalcavia, come si chiama? Quella roba là, perché i bengalesi avevano fatto una riunione pubblica contro una delibera del TAR che mi impediva di riaprire sta cosa, e io sono andato lì e Firpo era con me, quel signore di Altobello in cammino con i capelli bianchi, e lui non ha parlato, ma eravamo noi due, insomma, no? E io ho parlato, ho letto i tre articoli della Costituzione italiana dove si dice queste cose, insomma, no? Che c'è libertà di religione, eccetera, queste cose minime. E ho visto che erano sbalorditi i bengalesi del fatto che ci fosse un italiano che andava lì da loro a parlare, cioè, evidentemente non avevano avuto, a parte con Filippo, che però credo che lavora molto bello in cammino, che fa una scuola anche lui di italiano, e ho capito però che quella roba lì doveva essere perseguita, e lui mi ha detto Michele, non è una questione di lingua, ma è anche una questione di cultura. Cioè i primi errori che noi abbiamo fatto, ad esempio, hanno riguardato la gestualità o il rapportarsi con il genitore maschio che portava il figlio a scuola. In quanto femmina e in quanto insegnante io credo di avere potere quando rivesto il ruolo di insegnante. In realtà dal genitore maschio io venivo considerata come una nullità. Abbiamo fatto diverse volte dei gesti nei confronti dei bambini che per noi erano gesti assolutamente normali e invece venivano letti come gesti non corretti per la loro cultura. Parlando con l'Alessandra Bastasin, responsabile dell'ufficio immigrazione, mia compagna di scuola, l'anno scorso lei mi ha raccontato in che triste situazione giace l'assessorato e l'ufficio per l'immigrazione, cioè anche lì di fronte a un aumento e a un consolidamento di alcune comunità abbiamo assistito a chiusura dei consultori, quindi tutto quello che ha detto Marilena viene, come dire, portata all'eccesso perché una persona non conosce la lingua, non sa nulla di questa cultura, non si trova manco degli spazi nel territorio. Una diminuzione di persone che potessero educare le insegnanti per quanto riguarda l'accoglienza di bambini di stranieri nelle classi. Quindi anche lì il comune è andato a rotoli. E sottolineo che spesso sono questi immigrati che intervengono più di noi italiani quando ci sono momenti di crisi per la strada, spesso l'abbiamo visto, e una signora proprio ieri mi diceva: noi nella zona di Via Leardi siamo tranquilli in fondo perché c'è una maggioranza di bengalesi e questa maggioranza esce anche la sera con i bambini e perciò controlla il territorio. Scusate, noi infatti dopo cena ci sono solo, e meno male, perché la gente non esce. No, per capire sicurezza cosa può capire. Scusa Monica, la parola a te.
No, volevo soltanto fare delle riflessioni sulle cose che ho sentito e che sono veramente interessanti, e questi momenti di scambio ci dimostrano che sono utili, insomma. No, proprio partendo anche da questo fatto dell'immigrazione e della mancata risposta delle istituzioni, cioè il fatto che non vengano fatti per esempio i corsi di italiano dal comune, che è una cosa banalissima, però lascia nella totale incomunicabilità queste famiglie, perché a parte i bambini che vanno a scuola, che per quanto nella scuola sia in crisi, come dice giustamente Anna, è una prima risposta delle istituzioni, la scuola, del primo momento di integrazione, non c'è assolutamente una politica del comune che riguardi l'aiuto a queste popolazioni, queste etnie a integrarsi, perché se non so l'italiano non posso semplicemente comunicare, le diversità ci sono, ma tramite la lingua possono essere superate. Ecco, tornando a questo banale, che poi non è banale, è uno dei problemi principali che abbiamo, insomma, anche per quanto riguarda la sicurezza. Oggi ci sarà la manifestazione per Giacomo, che ricordo era un ragazzo antirazzista, e ci tengono i ragazzi a dirlo, proprio perché questa situazione di insicurezza viene percepita proprio da chi vuole superare le barriere, e se questa giunta in 10 anni ha peggiorato la situazione, forse la ricetta di questa giunta non è molto corretta se ha portato a questa situazione. E qua parliamo delle istituzioni, diceva appunto Michele prima, non sono le istituzioni che possono darci una risposta. Allora io voglio solo problematizzare, non voglio dare ricette. Le istituzioni invece sono importanti, secondo me, e le istituzioni non dobbiamo vederle come altro, cioè le istituzioni sono fatte per i cittadini, e tutto quello che noi portiamo avanti, tu hai ragione ad avere quel pessimismo comunque, perché è sotto gli occhi di tutti, cioè noi siamo insoddisfatti della risposta delle istituzioni, ma le istituzioni in sé sono necessarie. Parlare di come sono istituzioni. Sì, bravo. Ovvio che le istituzioni devono diventare il fulcro e il faro per uscire da questo pantano, assolutamente. Però non è volevo dire questo, che le istituzioni sono importanti, e sono importanti quelli che ci stanno dentro queste istituzioni, inutile che ce lo neghiamo, cioè tutti quanti noi guardiamo a chi è in maggioranza e chi è all'opposizione da cittadini, e ci auguriamo che ci siano delle decisioni piuttosto che delle altre. Però qui vorrei anche dire che un ipotetico candidato sindaco o un'ipotetica candidata sindaca donna comunque dovrebbe fare delle scelte, perché quello che fa l'istituzione è fare una scelta. E qui vorrei anche dire che il giochino del no e del sì è un giochino retorico a cui noi dovremmo sfuggire, perché quando un'amministrazione comunale fa delle scelte, dice dei sì a qualcosa e dice un no a qualcos'altro, perché ogni sì ha il suo no. Quando io faccio il bosco dello sport e impegno 400 milioni, perché conto tondo diventano 400, del bilancio comunale e dei mutui, sto dicendo no a tantissime altre cose. Quando io dico no ai corsi di italiano perché non voglio spendere i soldi così e li spendo colà, dico sì al disagio sociale, cioè ogni sì e ogni no deve essere visto nella sua, quindi la politica non è quella dei no e quella dei sì, è quella delle scelte, e queste scelte, anche qui problematizzo il nome che vada bene a tutti. Io non credo che sia questo il modo di pensare a un'alternativa. L'alternativa è sulle scelte che si dovrebbero fare, indipendentemente da chi le rappresenta, perché se dietro il nome, che non è niente, non c'è veramente una comunità che pensa quali siano le scelte da dover fare, non andiamo da nessuna parte. Secondo me Andrea fa bene a ricordare, perché ricordare è necessario, perché noi dobbiamo capire se quelle scelte sono state giuste o sono state sbagliate, senza pregiudizi, perché io ripeto, qualsiasi partito, e non bisogna essere contrari per partito preso appunto, può dire
abbiamo fatto delle scelte che non erano corrette, correggiamo il tiro, facciamo qualcos'altro, ma ci dicano che cosa vogliono fare, non dicono questo è il pacchetto, bisogna essere tutti uniti, venite a votarci, perché questo non è corretto, non è democratico, e se noi possiamo far sentire la nostra voce è proprio perché diciamo secondo noi va fatta questa scelta e non un'altra. Il canale Vittorio Emanuele non va scavato, questo è. E se io voglio rappresentare tutti i cittadini, rappresento anche i motoscafisti, quelli che distruggono Venezia, rappresento anche quelli che hanno i bed and breakfast. Io non ho nulla contro chi ha il bed and breakfast, sono cittadini come me, non li posso odiare, diciamo così, però devo anche capire che c'è un limite a Venezia, non si può dire all'infinito a tutti che possono prendere da Venezia, perché non sta restando più niente. Cioè Andrea ha ragione quando dice che la desertificazione sociale è il frutto di un limite che noi non sappiamo mettere, e se noi non lo sappiamo mettere questo limite perché vogliamo piacere a tutti, allora non riusciamo a fare nessuna politica sulla residenza, perché se mettiamo dei limiti agli affitti scontentiamo qualcuno, ma quel qualcuno lo dobbiamo convincere, gli dobbiamo dire guarda che se non facciamo così moriamo tutti, perché le forze fuori dalla politica esistono già e sono prima della politica. E cosa sono queste forze? Le forze economiche che esistono e vanno rispettate, non sto dicendo che non bisogna rispettarle, ma non possono essere l'unica criterio per fare le scelte, perché all'economia conviene costruire i palazzi, perché all'economia conviene togliere il Rio Cimento e farci la strada perché ci devono fare l'albergo, perché all'economia conviene fare i palazzi, le torri, eccetera, eccetera. Mi fermo. Se no potrebbe andare avanti. Non è l'economia, è qualcuno. Dai, sì, dai. No, l'economia è un'altra roba. Si capisce. Tita che sarà una cosa. Allora, noi abbiamo fatto, io vengo da Arzignano, che è l'area delle concerie, è fortemente inquinata. Comunque noi in questa zona, intanto come è stato proposto, per avvicinare le comunità, le abbiamo avvicinate molto bene e anche integrate in tanti casi, perché mia moglie contemporaneamente era direttrice, era preside di tutte le scuole medie che c'erano, con tutti i problemi linguistici eccetera, e ha fatto cose grandiose, anche in lotta durissima col comune a quel tempo. E ha avuto il premio poi in Piazza dei Signori dal prefetto direttamente come impresa democratica. Comunque non voglio parlare di questo. Lì cosa succede? Succede che l'avvicinamento si fa perché il bambino non sanno dove portarlo, perché la scuola è fatta in maniera tale che non se lo tiene fino se non è il tempo pieno, e allora vanno dalle suore, vanno dal prete del villaggio giardino e lui e loro glieli tengono in qualche modo eccetera eccetera, quelle poche che sono rimaste suore, fino all'orario in cui la mamma o il papà escono dal lavoro e se li vanno a prendere. Così si comincia a creare, parlando direttamente con i singoli, come facevo io, perché io ero medico di famiglia e avevo più pazienti di fuori che italiani, e non avete idea, attraverso il rapporto personale sul bisogno del singolo, non siamo andati dai capi delle comunità a trattare, volete che facciamo l'integrazione? No, abbiamo di volta in volta costruito situazioni che hanno permesso poi di creare movimento, di creare tante cose. Quindi io ritengo, è un'altra questione. Io ho militato per tutta la vita, Michele lo sa, all'estrema sinistra, anticamente nel Partito Comunista, nei Verdi abbiamo fatto... ora non sono iscritto a nessun partito e ho litigato duramente con le concerie, perché per anni, vivendo ad Arzignano, l'inquinamento era una cosa spaventosa e questi facevano soltanto ovviamente i loro interessi, compresi i comuni di tutti i colori, sia di destra che di sinistra, facevano gli interessi dei conciari, e lì c'era una guerra continua, perfino volevano fare un inceneritore e siamo riusciti a bloccarlo. È successo che inopinatamente
dopo anni di critiche, eccetera, battaglie, eccetera, il distretto conciario di Arzignano ha presentato un progetto di disinquinamento, di risoluzione, eccetera, del Fratta Gorzone, che è quel fiume che passando da Cologna Veneta poi finisce a Chioggia, regalando alle vongole e ai bagnanti notevoli quantità di PFAS. Allora, questi hanno fatto i loro tecnici, quando si dice la cultura, qualcuno ha parlato della cultura, hanno preparato un progetto serissimo, fatto veramente bene, che lo volevano presentare per il PNRR. E noi l'abbiamo studiato questo progetto e l'abbiamo approvato, l'abbiamo sostenuto. Si dà il caso che il progetto fatto da privati non veniva appoggiato dall'Europa e lo hanno passato al gestore delle acque e del depuratore. E anche lui ha recepito queste stesse proposte, no? Che erano fatte bene da te, che dimostra che i tecnici che hanno nelle concerie sono persone che sanno, capiscono e possono fare. Bene, prevedeva un inizio di 10 milioni. È stato approvato il piano che è stato dato alle acque del Chiampo, che sono un ente pubblico perché è fatto da tutti i comuni salvazionisti. A Roma, dopo che è stato approvato, a Roma non è partito mai il finanziamento. Allora sono andati diverse volte, hanno detto che lì nei ministeri c'è un caos pazzesco. Cosa è successo? Che leggo dal giornale che sono stati dati da Roma 10 milioni non per fare quel piano che era stato proposto, ma per allungare di 4 chilometri il tubone, che c'è un tubo che parte dai 5 depuratori della zona conciaria e sbocca nel Fratta Gorzone con acque nerissime e inquinanti, per allungare il tubone di 4 km, come se allungando di 4 km questo tubone automaticamente si risanasse il territorio. Queste sono ecco, però anche lì volevo dire, non abbiamo avuto nessuna remora a parlare col nostro, tra virgolette, nemico di sempre, no? Perché se mi propone una cosa importante, allora lì ci si combatte, ma la lotta in questo caso era contro la regione che da sempre ha bloccato tutti gli interventi per il risanamento del fiume. Quindi sono d'accordo con chi ha proposto gli interventi direttamente con le persone o con le associazioni o con la Confindustria in questo caso, ma e non con le istituzioni. Se si hanno le idee. Se si hanno le idee, certo, ormai noi non facciamo trattative, appoggiamo le idee buone, tutto qua. Stiamo concludendo c'è una chi è chiesto Carlo, scusa prima lei che non ha Carlo, lei non ha parlato. Sì, per solo due parole. Renata. Arigosi che si occupa e ci dà dei dati paurosi sull'inquinamento. Questa settimana ho visto sia al TG3 che anche nel web un nuovo inquinamento in città, il glifosato. Hanno detto che viene usato per diserbare i parchi. Quindi stanno misurando adesso, ma c'è sempre stato. C'è sempre stato. All'est proprio. All'est città, non nella campagna circostante. Vabbè, comunque Colpa dei giardini. Colpa dei giardini, ma scusa un attimo, ma possiamo un momentino addentrarci sul discorso gestione parchi, le società, le aziende che gestiscono la potatura, la gestione. Abbiamo notato che sono davvero drastici nei tagli per evitare, oppure sradicano piante che richiedono manutenzione, mettono come al Parco San Giuliano delle piantine piccolissime dove là c'erano delle siepi che servivano per ripararci dal sole per l'estate oppure d'inverno dal vento, erano stati studiati e i veramente frequentatori del parco capivano l'utilità. Adesso, all'inizio dell'estate, hanno piantato delle piantine così, che sono state sommerse dalle erbacce. Quindi
Io dico, ci sono dei problemi grandissimi, anche perché abbiamo sentito che chi ha gli appalti è anche amico, sembra, di Boraso, no? E quindi c'è... E Zaccariotto. E poi chissà anche di chi. Potremmo metterci il naso dentro? Zaccariotto degli affari con qualcuno che c'è. Le erbacce sono cresciute, signora, e lo dico perché vengo dalla campagna, perché non hanno usato il glifosato. Il glifosato è l'unico che funziona. E non c'è neanche nei polmoni che sono Scusate, io non so se dare la parola a Carlo perché è un pericolo. Attenzione, è un pericolo, Se 2 minuti sei capace perché No, rapidamente, sì, rapidamente. Sul Bangla, la dimensione Bangla è specialissima. Siamo la comunità con la maggiore incidenza di Bangla in Italia, tanto che nella manifestazione che hanno fatto il 15 di agosto sono andato anch'io, in 2 eravamo di Marcia per la Pace, no, un'altra giornata. Sì, perché c'erano i disordini in Bangla in quel momento, no? Ecco. E con i Marcia per la Pace avevo per esempio fatto mezz'ora di intervista, ho parlato con loro, con dei contatti. Erano venuti dei rappresentanti della comunità nazionale a partecipare alla manifestazione estera, c'è la consapevolezza di una rilevanza della comunità veneziana Bangla, c'è stato il film Bangla Venice, ci sono le scuole di... Allora, è possibile costruire un progetto strategico, addirittura nazionale di gemellaggio, perché Bangla ha la stessa dimensione di crisi ambientale che a Venezia, perché è sottoposto a grandissimi dissesti da extratismo marino, no? Quindi anche con le università, con le specifiche tematiche ambientali, c'è una potenzialità di gemellaggio di livello elevato, politico, culturale e sociale nel Bangla, tutto da costruire. Seconda cosa, come Leila Mostro aveva già fatto con delle ragazze dell'Università del Bangla questo gemellaggio proprio in virtù di quello che tu stai dicendo. Abbiamo contatti con ricercatori che stanno studiando le comunità Bangla in Italia, quindi ci sono queste possibilità. Seconda potenzialità, abbiamo una fondazione della pace che dorme nell'imbarazzo di non potersi muovere, che il presidente è quel Cavaliere della Repubblica bravissimo che ha costruito di Treviso, che è lì intimidito, non sa come muoversi, ma stranamente è stato nominato da Zaia e accettato da Brugnaro, non si sa come, e però ha in luce le idee per poter costruire un progetto di trattativa, di incontro tra comunità in conflitto. Si pensava addirittura alla Palestina prima ancora che succedesse il 7 ottobre, e che però va ripreso in mano dal basso. Probabilmente hanno chiuso il centro pace, hanno interrotto ogni finanziamento alle iniziative anche alle cose più elementari, e invece c'è una potenzialità altissima internazionale e su cui Venezia avrebbe possibilità di produzione in proprio. Però i temi ci sono. Hai detto 2 cose importantissime ma non possiamo svilupparle, fermiamoci qua. Sabato prossimo noi siamo di nuovo davanti al municipio.